Ed ora l'appuntamento con la politica sandonatese. I rappresentanti del Partito Democratico si sono recati a Crevalcore per dare una mano ai terremotati. Ce ne parla la dottoressa Francesca Zottis. La dottoressa Zottis, segretario del PD sandonatese. Dottoressa, siete stati a Crevalcore di recente, un paese con il quale avete fatto un gemellaggio in seguito al terremoto. Com'è la situazione in quella zona? Ma la situazione la definirei sorprendente, nel senso che sicuramente è un momento difficile per loro, pur non essendo un paese che ha subito crolli, però comunque ci sono, diciamo, gli edifici anche più importanti, gli edifici che davano maggiore identità non sono accessibili come il comune, come la chiesa, come un castello che loro usavano per fare alcune feste, però hanno una capacità di ripresa e di cercare comunque di ritrovare il loro senso di comunità e di identità fortissimo, molto più forte di quello che uno potrebbe pensare prima di andare a visitare quei luoghi. È importante evidenziare soprattutto che da 2000 sfollati adesso il numero è diminuito a 140, no? Sì, è diminuito notevolmente e entro la fine dell'estate loro comunque vogliono fare in modo che tutte le persone trovino un'abitazione o ritornino alla propria abitazione. Mi è piaciuto molto quello che ha sottolineato il sindaco, che noi siamo qui per comunque ridare in qualche modo dignità a tutti, ma non per dare un assistenzialismo negativo. Quindi chi può tornare a casa deve tornare a casa, non può stare sulle spalle comunque dello Stato, perché ci sono molte cose da fare, molti soldi da investire, quindi tutti in qualche modo si devono dar da fare per ricostruire la propria comunità. Lei che ha visto con i suoi occhi com'è la situazione, come descriverebbe l'animo di quegli emiliani? È un animo carico di voglia di ritornare, diciamo, a vivere come prima e è un animo, diciamo, sorprendente come ho detto prima, perché comunque non si arrendono e perché comunque ti sanno trasmettere una carica e un'umanità che è incredibile per quello che hanno appena vissuto. Poi se ci parli, se vai a visitare i loro luoghi insieme, capisci anche comunque la sofferenza che c'è nel non poter più abitare come abitavano prima la propria terra. Ci sono dei progetti che vi accomunano con il paese di Crevalcore? Sì, c'è, diciamo, una somiglianza in quanto vabbè, loro hanno fatto un'unione dei comuni che si chiama Unione Terre d'Acqua di 6 comuni limitrofi, che è un po' un progetto che noi vorremmo, diciamo, portare avanti, che da anni cerchiamo di portare avanti con la città del Piave, quindi almeno con i 4 comuni che sono lungo il Piave. C'è questo progetto che diciamo, ci accomuna molto e per il quale chiederemo anche un confronto per capire meglio come loro hanno portato avanti in termini proprio di governance, in termini culturali, questo progetto nel loro territorio e cercare di accelerare i tempi per riuscire a realizzarlo nel nostro territorio, perché crediamo che l'unione dei comuni in questo momento sia fondamentale per riuscire a ridare comunque dei servizi di qualità ai nostri cittadini. Crede che l'unione dei comuni sia in un certo senso favorita dal fatto che questi possano trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a noi? No, questo no, perché l'Unione dei Comuni è iniziata anni fa. Prima loro avevano fatto un'associazione, dopo sono arrivati all'Unione e da quello che ci diceva il segretario punterebbero alla fusione. Quindi comunque è un processo nato da anni e che, come ha sottolineato il sindaco, è un processo prima di tutto culturale. Su questo noi, diciamo, ne siamo convinti, perché parlare di unione significa comunque mettere insieme servizi che prima erano in tutti i comuni. Bisogna far capire ai cittadini che questo va in un senso di efficienza e di qualità e non invece di mancanza di qualcosa. L'identità rimane l'identità del proprio luogo, del proprio paese, ma si riesce comunque a essere più efficienti se ci si mette tutti insieme, tutti in rete.